Il primo vero scontro al vertice della stagione, entrambe le squadre a 6 punti, a punteggio pieno, adesso l'una contro l'altra per il primo vero scontro diretto di questa stagione di promozione. Amici di Sport Sicily, buon pomeriggio e buona domenica. Fico Aldarella che è pronta a raccontarvi la sfida fra San Vito, Lo Capo e San Giorgio Piana, squadre in campo, entrambe a 6 punti, 2 vittorie, una in casa, una fuori. La prima del San Vito ha trionfato 4-2 e poi dopo 2-1 contro il Bagheria nella scorsa partita, il San Giorgio viene sulle ali dell'entusiasmo dopo lo 0-7 a Liccarenze e il 2-0 difficile in casa propria contro l'Empedoclina. Adesso il primo vero scontro diretto e la prima vera sfida fra due grandi di questo girone A di promozione. Squadre in campo, qualche novità per il San Giorgio Piana. Tra l'altro si gioca a porte chiuse questo pomeriggio per varie motivazioni, ma comunque sono arrivati fin qui gli ultra del San Giorgio Piana, anche se pochi. Siamo pronti per un minuto di raccoglimento. Inoltre, dopo le settimane dei giocatori che arrivano adesso, San Vito in completo bianco-azzurro tipico di casa, mentre San Giorgio in maglia rosso-nera in motivi arberesce. L'arbitrale stringe le mani ai giocatori ospiti. Adesso squadre che si scannano a centrocampo per il minuto di raccoglimento per la morte di Giorgio Napolitano. Tante assenze dal primo minuto e non per il San Giorgio, adesso vedremo nel frattempo i minuti di silenzio. Scade il minuto di silenzio, condito dagli applausi alle due squadre che adesso si schierano in campo. San Giorgio che effettua qualche cambiamento alla formazione che ha giocato contro Empedoclini. In porta c'è sempre Belmonte, in difesa il quartetto non è più quello titolare classico, ma è Giovenco Rubino accanto a Tarantina, a sinistra Immesi. Passa a 3 a centrocampo mister Chinnici, non più a 2 con Cuccia affiancato da Duro e Ciancimino. Il tridente è Serio, Cariotto e Spina, quindi Serio abbandona la sua posizione originaria di trequartista per spostarsi sull'esterno sinistro. Il San Vito invece con una difesa a 3 sembra aprire da qui. Calcizio Battani, padroni di casa, con il loro numero 9 che è Guido Bonaventura. Pronti per partire, c'è l'ok anche dei portieri. Si parte adesso. Cominciata la partita col primo possesso dei padroni di casa. Pallone per Babu Bakar. Viscuso conquista campo, vuole subito la palla lunga in verticale. Qui bello anticipo di Rubino che non ha toccato il pallone. Cariotto, capocannoniere del GNA di promozione con 4 gol. Doppietta a Liccarenze e doppietta anche nell'ultima uscita contro l'Empedoclina. Occhio al San Vito però che si avvicina ai 20 metri. Rosone lotta qui con Duro. I centrocampisti di mister Chinnici dovranno fare un lavoro di sostanza oggi a centrocampo. Qui il rimpallo, subito contatto con Cuccia che è riuscito a mettere fuori questo pallone. Poi Viscuso ricomincia da dietro. Pressione alta del San Giorgio.
rimessa di Ramaglio, lunga di testa, Cuccia mette fuori. Rubino con l'anticipo, mette giù Modera, questo pallone Ciancimino che oggi ha la maglia 11 un po' tipica. Serio tocca, non abbandona invece il suo numero di maglia. Jack Serio, rimpallo che fa terminare la palla sul fondo, sarà rimessa per estremo difensore Gioia Vignone. Che andrà a rinvio lungo, fa salire i suoi. Palla un po' corta, c'è anche un po' di vento, è andato di testa Giuseppe Duro. Ancora Di Giorgio, vince il rimpallo, passa e allarga non male. Cerca di pallone per Romito. La palla però risulta troppo lunga e si procederà con la rimessa per il San Giorgio con le mani in mesi. Vicino a serie il pallone invece per Ciancimino che lo prolunga di testa all'indirizzo di Cariotto. Contenuto regolarmente, una rimessa però per il San Giorgio, ha subito indicazioni mister Giovanni Comite in panchina, che si è detto soddisfatto della vittoria in trasferta contro i Bagheria in un campo complicato. Complicata è stata anche la partita del San Giorgio contro Empedoclina, poi decisa la doppietta di Cariotto. Pallone in verticale a cercare proprio il numero 9, ne ha due addosso, riesce a fare piede pern, guadagna un calcio di punizione, il primo della partita. Due uomini sul punto di battuta, Serio e Immesi. 4 maglie rossonere in aria, Spina, Duro, Ciancimino e Cariotto. Adesso arrivano anche però i due centrali Tarantino e Rubino. Immesi con la finta, quindi andrà Serio, che però serve in sua posizione, prepara il cross Immesi, lo effettua e Sbilenco è palla che sorvola attraverso la porta di Vignone. Avignone adesso vuole giocare corto, si propone Babu Bakar lì vicino, quindi San Giorgio rimane in pressione alta quasi al limite, poi ci rinuncia e fa salire i suoi e va ancora a rinvio lungo. Di testa Cuccia, Duro, di tacco, bella giocata, trova Spina, c'è il vantaggio. Giovenco, palla tre linee per Ciancimino che scambia con Duro, bello scambio tra i due mezziali di Chinnici, palla per Cariotto, intanto c'era fallo su Duro, questo viene fischiato chiaramente, non ci sono più presupposti come poc'anzi per il vantaggio, quindi altra punizione per il San Giorgio. Quattro e mezzo sul cronometro, Serio lascia l'incarico della battuta ad Alessandro Cuccia, uno dei volti nuovi che ha subito trovato una buona prova, una buona prestazione contro l'Empedoclina dopo che aveva saltato la prima contro il Carenze. Oggi due assenze importanti da titolari sono quelle di Gallo e Fabio Gaglio. Gallo non aveva convinto tanto contro l'Empedoclina, Fabio Gaglio forse qualche acciacco, comunque viene premiata forse la settimana di Rubino. Serio, calcio in porta, ha cercato una conclusione di Collo che però non prende un grande effetto e finisce fuori la testa di Vignone che andrà per l'ennesima volta a rinvio lungo. Di testa Bonaventura anticipato da Tarantino che svetta più alto di lui, verticale poi Di Giorgio, colpisce però involontariamente il suo compagno Miceli, rimessa sul lato di sinistra per il San Giorgio. Miceli si appoggia a la pressione di Ciancimino, si torna dietro da Vignone. Quindi ci richiama al posizionamento corretto Jack Serio, rimessa per il San Vito.
Miraglia con le mani. Di Giorgio. Il play basso è lui. Viscuso. Col sinistro non trova il pallone diretto a Rosone. Rimessa affiata alle mani di Giovenco. Cuccia va subito di prima con questo pallone un po' scomodo. Fallo di Duro, punizione. Punizione San Vitese con Viscuso battuto rapidamente, cerca questa palla tagliata, protezione di Mesi, arrivava dall'altra parte in disturbo Romito Bulades, ma il pallone finisce correttamente in fallo di fondo per Cristian Belmonte, che è stato anche lui decisivo contro Empedoclina con una super parata su Tormina, e poi diciamo che è stata anche quell'input, quella scintilla che poi ha dato il via al 2-0 per la vittoria del San Giorgio. Tarantino lancia in verticale, Cariota è venuto incontro e allora con calma Viscuso saggiamente all'indietro da il suo estremo difensore. Romito cade a terra, fallo fischiato con qualche secondo di ritardo dal diretto di gara a danni dell'esterno con la maglia numero 7, capitano il San Vito. Viscuso, largo Rosone, servito il numero 10, rientra, poi si appoggia dietro ancora su Viscuso, detto il passaggio di Giorgio, Miceli, ancora Viscuso, si propone ancora Miceli, si abbassa quasi lui a fare il play, finta su Ciancimino, ora di Giorgio, Babu Bacar, sta scattando a destra Miraglia, il pallone invece in appoggio per Romito, palla per a metà strada, Ciancimino riconquistata, cercata di il tunnel sull'avversario, allora il San Vito rimane in possesso. Rosone con la palla con l'esterno, Giovenco, copertura di petto, Spina, Giovenco in appoggio duro, servito il numero 8, poi Ciancimino senza guardare, lo sa che c'è Serio e lo serve sulla posizione di Messi che sta arrivando, Serio si accentra, lo serve adesso, pallone però intercettato, ha perso una buona opportunità, però Serio non ha mollato, ha riconquistato questo pallone ma l'ha riperso sulla copertura di Miraglia che manda il pallone in verticale, anticipo di Rubino su Bonaventura, e sarà un duello che si potrà per tutta la partita. Viscuso, Rosone con i piedi sulla linea numero 10, uno dei giocatori che ha iniziato meglio la stagione dal punto di vista della preparazione, uno dei talenti con San Vito. La rimessa è per Iarberesce. Giovenco con le mani, Carioto, piattone per servire Duro, che però non conta bene i rimbalzi, alta rimessa per il San Vito. Stia però molto bloccata. Ramaio con le mani, lungo, Ciancimino, Duro, avanza in contro Carioto, largo Spina che parte da destra quest'oggi. Qui brutto scontro con Di Giorgio che cade a terra dopo aver scaricato il pallone e arriva il fallo ai danni di Lori Spina, punizione sull'8 di destra per il San Giorgio. Dobbiamo alzare i cartellini. Ah, File, fallo entrare. Spina ancora a terra, il contrasto è solo Duro. Si è fatto male, sì. Capito, a parlare con Giovenco. E infatti viene chiamato adesso lo staff sanitario del San Giorgio. Spina ha preso un colpo all'altezza della caviglia praticamente. Il gioco è fermo. Un minuto circa ormai.
Adesso è arrivato lo staff sanitario, il ghiaccio spray per Spina che si rialza anche se zoppicante. Tenta di uscire dal campo. Vai Loris! Due uomini in barriera, Spina chiaramente deve attendere l'ok per entrare in campo. Adesso intensifica gli uomini in aria il San Giorgio. Giovenco o Serio per la battuta. Occhio agli schemi di Mister Chinnici, ha visto uno con l'iccarenze. Serio va direttamente in mezzo invece a cercare la testa di Duro. Poi Cuccia la rimette in zona pericolosa, allontana Rosone. Buonaventura, anticipo di Immesi che calcia via. La faceva per Avignone. Palla cieca, messa questa palla. Miraglia, arrivato Serio, Miraglia non molla. Viscuso, Babu Bakar, lascia il pallone dietro da Gabriele Miraglia. Trascorsi 13 minuti, 0-0 nel big match fra San Vito e San Giorgio. Qui bel duello aereo fra Tarantino e Bonaventura, non lo vince nessuno. Poi Cuccia governa a centrocampo e guadagna un calcio di punizione prezioso. La solita dominanza a centrocampo il numero 6. Tarantino, oggi capitano, visto che Fabio Caio in panchina, la palla filtra per Giuseppe Duro ai 25 metri. Da terra non c'è fallo, qui è entrato regolarmente Di Giorgio e il San Vito prova a spingersi in avanti, mentre è entrato Spina che sembra essersi ripreso, poi a cercare largo Rosone, è intercettato Giovenco che per allungarsi il pallone non c'è abbastanza campo e la palla sfila in palla laterale. Dai Davide, dai, ora arriva Davide! Ora arriva, dai! Viscuso, Woli lancio lungo, non c'è nessun movimento, allora viene incontro Bonaventura di testa, Cuccia quasi arretra sulle linee difensori per andare a chiudere. Apertura sul Romito, ha un po' di spazio il numero 7, su opposizione di Miraglia, Romito rientra, lo vanno a chiudere in due, Serio e Cuccia. Immesi, incontro per Cariotto che mette giù bene questo pallone, poi grande palla a sinistra per Serio che viaggia sulla fascia, va a puntare il numero 7, mette in mezzo, ha toccato il Romito, la palla è ancora buona e alla fine c'è calcio anche per San Giorgio, il primo della partita conquistato da Serio. Grande palla di Cariotto, ormai si trovano a memoria praticamente, nel frattempo stanno facendo anche prove di intesa che ormai sono quasi un discorso archiviato. Corner dalla Bagnea va Immesi, in aria Cariotto, Ciancimino, Duro, Spina, arriva anche Rubino, pallone basso in mezzo, Bonaventura, la palla per uscita prima del tocco di Bonaventura, quindi punizione, anzi rimessa al fondo, perdono, potesse essere fallo in attacco, invece è fallo di fondo per Avignone. Rinvia ancora del numero 1. Romito di testa, nessuno a raccogliere. Immesi rischia col sombrero. Jack Serio. Si gioca palla in aria, Serio poi protegge il pallone, lo affida Immesi.
Ciancimino, bello il controllo orientato, passa in mezzo a due, trattenuto per la maglia punizione, grande giocata di Ciancimino che non ha perso questo duello. Chi dice adesso vorrebbe un cartellino giallo. Punizione sempre per il San Giorgio. Gioco corto, serio. Crossa in mezzo col mancino, messo fuori di Giorgio. Poi Miraglia spazza via. Cuccia si accontenta della rimessa, che è sempre per i rossoneri. Ruba anche qualche metro qui con Immesi. Ciancimino. Giovenco in appoggio. Si apre Spina, che non è marcato e viene servito il numero 7. Tarantino. Gol alla prima con il Carenze. Grande palla in profondità per Serio che è scappato via. Copertura con conseguente uscita di Avignon. Avignon stavolta va lungo con i piedi. Giovenco vince il duello aereo, poi Ponte qui su Spina di Ramaglio, si gioca e il San Vito ha il possesso con Rosone che prova a prendere l'esterno contro Giovenco, tiene in campo il pallone, tocca il numero 2 che vorrebbe la rimessa per i suoi, invece comanda bianco-azzurro l'arbitro. Con le mani di Ramaglio, Rosone, tocco di Giovenco, alta rimessa. Ramaglio stavolta lungo come se fosse un cross, allontana Rubino. Fuori. Ramaglio la palla uscita, l'arbitro fischia. Giovenco di Giorgio di testa, Rosone, Rubino, duro, tutto di testa, anche Ramaglio, poi Rosone. Vince il rimpallo di Giorgio, grande palla in sua posizione per Ramaglio che mette il cross, forse troppo a fretta per il numero 3. La palla sfila in fallo di fondo, anche perché non c'è nessun uomo dei suoi in mezzo. Rubino, Ivan Tarantino, qui sbaglia la scelta e regala il pallone a Rosone, poi l'appoggio qui in qualche modo alla fine ha rimediato Rubino, un errore di Tarantino che va sempre con questa palla lunga, ma in questo caso vedo completamente la scelta del passaggio. Bonaventura ha servito, Cuccia a vuoto, prolunga Bonaventura, palla interessante in mezzo, Belmonte la chiama, la fa sua. Rubino, anche lui con la palla lunga a cercare Serio, sempre libero sul fronte di sinistra. Gabri! Arriva sempre in mezzo il punto di battuta. Si deve però cambiare il pallone. Ecco, ne arriva un altro. Viscuso prova a disimpegnare, rischia, non lo fa e allora Ciancimino la porta via.
prova a girarsi Ciancimino che prende il fondo, l'ha tenuto in campo, è passato bene il numero 10 che mette il pallone in mezzo, ha salvato Avignone, una palla diretta sulla linea di porta Spina, gran giocata del numero 11 e poi ci ha messo il piede Avignone e si può dire che ha fatto la prima parata della partita. Vai Gabri, sereno, sereno. Giovenco, cambio di lato sempre preciso, ottimo per Serio, fuori gioco, Ma va a cagare, va! alza la bandiera l'assistente. Ma che alza la bandierina, scimonito! Qualche dubbio qui, ha già giocato il San Vito. Mustaccia che dice per niente da trequartista, molto vicino a Bonaventura, chiude Serio, rimessa per i padroni di casa. 22 minuti 0-0, non sarà una partita semplice per entrambi, lo sappiamo. Mustaccia perde il duello con Cuccia che per ora non ne ha perso uno. Belmonte, lancio per Cariotto che ci deve credere, Baboubacar però non sbaglia l'intervento, arriva Ciancimino che è ovunque in questo primo tempo, apre su Cariotto che controlla e alza, ancora bandiera assistente, forse di rientro questo fuorigioco. Chinnici qui Bandierina di merda! protesta. Cambio lato ottimo per Rosone che controlla, punta Giovenco, prende l'interno del campo Rosone, poi il raddoppio di Rubina, alla fine allontana alla disperata Tarantino. Ciancimino, forse Manate vi scusi involontaria, l'arbitro fa giocare. Bonaventura, quasi centrocampista, c'è Ciancimino a terra, colpo al volto, quindi dal regolamento l'arbitro deve fermare il gioco. Cuccia voleva il fallo. Bravo, guardialine, perfetto. Mi fa picchiare per il culo, oh! Mi fa picchiare pure per il culo! Quindi nel frattempo si riprenderà con la palla che Cariotto restituisce al San Vito, la palla era in possesso dei biancoazzurri. Solo, Carme, solo! Viscuso con l'esterno Cuccia, ferma tutto, poi rischia un dribbling in una zona sanguinosa, ma ne esce fuori molto bene Cuccia che fa slalom tra i centrocampisti del San Vito, poi trova Spina, poi sei Giovenco, servito forse duro più che Giovenco, è arrivata comunque la chiusura, forse era meglio posizionato Giovenco. Comunque il San Giorgio ha la possibilità di andare con un altro calcio d'angolo. Sempre in Messi, stavolta a rientrare sul secondo palo questo pallone, l'ha toccato Ramaio, poi Tarantino non riesce a tenere in campo, quindi rimessa per il San Vito. Era battuta male. Stai su, che cos'è rimessa da fondo? No, è laterale. Perché se ne sta chiamando tu? In Messi scavalcato, Bonaventura in messa addosso a lui, rimessa per il San Giorgio. Partita bloccata, siamo a metà del primo tempo. In Messi, Serio lascia sfilare, poi Di Giorgio a buona guardia. Rosone manda in verticale, Cuccia da dietro su Mustaccia, punizione per il San Vito. Viscuso, Di Giorgio, ottimo il controllo orientato nel salto a 2 con un colpo solo. Tarantino, perché usciva in personalità, poi fallo su di lui, si lamenta Tarantino e infatti eccolo il giallo
perché ha regalato prima Mr. Chinnici, ora anche Tarantino e finalmente arriva all'indirizzo di Manfredi Giorgio, primo ammonito della gara. Che parte solo come un cavallo qua. Punizione. Ciancimino, apertissimo a sinistra, serio. Finta, non passi il pallone, si deve arretrare di qualche metro. Veloce. Gioca per il San Giorgio. Minchia, ma veramente. Immesi. Ma veramente. Ma giriamo sta palla. ABC del calcio. Oh. Minchia, assurdo. Rimessa rossonera. 28 sul cronometro. Poi ci tagliamo, è normale che tagliamo. Ciancimino. Baboubacar Di Giorgio. Occhio alla pressione di Spina, palla arretrata un po' scomoda. L'ha aggiustata a Ramaglio. Poi gran palla in verticale di Miceli per Romito che scappa dalle spalle di Immesi. Cade a terra, occhio al cartellino per Immesi, arriva l'arbitro. Occhio a questa azione, giallo. Giallo il cartellino. È allucinante. E punizione, protestano quelli del San Vito che volevano un colore diverso del cartellino. Comunque punizione al limite per il San Vito. Il San Giorgio si è fatto entra completamente in difficoltà su questa palla. Ottima palla di Miceli. E il San Giorgio non si aspettava questo pallone. Quindi punizione bianco-azzurra. Difficile comunque la situazione da valutare perché secondo me Immesi ha rischiato di essere l'ultimo uomo qui. Però comunque la linea del San Giorgio era tutta lì, quindi non so se si potrà parlare di ultimo uomo. Comunque punizione per il San Vito quasi al limite dell'area, una mattonella importante questa sul pallone Miceli o Ramaglio che è l'unico mancino in campo. O il 3 o l'8. Parte Ramaglio, prende la barriera, poi ci riprova sulla seconda palla che finisce dentro. Immesi libera l'area di rigore. Di Giorgio arretra da Vignone, tiene il possesso il San Vito che adesso sta gestendo. Sta affrontando bene la partita anche dal punto di vista mentale contro un San Giorgio per ora un po' in difficoltà. Non riesce a esprimere i principi di gioco. Baboubacar adesso parità anche nel conto degli ammoniti perché dopo Di Giorgio è arrivata la munizione per Immesi. Carioto di nuca non trova nessuno. Baboubacar controllo difettoso, poi alza il campanile altissimo. Immesi preferisce controllarlo con qualche rischio ma con grande eleganza. Immesi che non sbaglia. Viscuso ripulisce questa situazione. Romito arretra la palla scomoda, ci crede Carioto contro Baboubacar, mette fuori il numero 6. Ciancimino dentro gran palla per Duro che si è inserito, la posizione regolare, poi contatto. Si gioca perché ha detto prima Viscuso che ha toccato il pallone. Rosone si accentra, a largo c'era solissimo Romito, ha perso l'attimo. E allora Miceli Miraglia si propone a destra, lo chiude serio, la palla è ancora buona e Miraglia la tiene. Adesso ne è rimessa. Bonaventura
sopraggiunge su questo line Miceli che mette il pallone dentro a cercare Mustaccia. Di Giorgio lo controlla, lo allarga su Romito che sfida in mezzo in uno contro uno, invece aspetta Di Giorgio, lo trova bene, prepara il cross, basso in mezzo, tocca Cuccia, calcio d'angolo per il San Vito che adesso spinto dal pubblico di casa. È primo calcio d'angolo della partita per i padroni di casa, mentre sono arrivati anche gli ultra del San Giorgio, sempre in massa, sempre numerosi e sempre tanto rumorosi. Scusate il gioco di parole, solo che questa parte della tribuna è agibile, c'è un'impostazione, quindi si piazzeranno dietro la porta di Belmonte e attaccheranno lì quelli del San Giorgio nel secondo tempo. Qualche scaramuccia in aria, ancora non si può battere. Pallone in aria, cercare Babubakar, la prende Rosone che è saltato alle sue spalle, pallone alto, non riesce a schiacciare il colpo di testa. Giovenco, palla lunga su Spina, copertura di Giorgio. Non sbaglia Vignone che si è preso qualche rischio. Miceli rischia, Ciancimino l'ha recuperata, poi Viscuso spazza via. Anticipato Tarantino, lascia lì il pallone, un altro pallone perso da Tarantino che è un po' in confusione in questi primi minuti di gara. Poi May si allontana, Tarantino è a terra, è serio, mette il pallone fuori. Si è fatto male Tarantino che ha chiamato la panchina. Cose facili, abbiamo sempre detto giriamo la palla, no? Tutto null'altro. Palla restituita al San Giorgio che riprenderà dal basso. 34, Tarantino, giallo per proteste. Questa è colpa della fascia che gli dà. Nel frattempo va da Giovenco. Questa è la fascia. Non ho capito cosa ha fischiato. Oh, ma perché fanno loro? Oh! Troppo a campo che gli dà. Fascia, qua, da. Situazione particolare. Tarantino ha qualche problema con Bonaventura. Sta ammonito. Dopo punizione. Allora, non si è ben capita dinamica. Comunque giallo per Tarantino e punizione per il San Vito. Forse un fallo a palla lontana di Tarantino, non si è ben capito. E altra punizione regata al San Vito perché era in possesso di San Giorgio. Tarantino un po' nervoso e in confusione questo pomeriggio. Sul pallone Miceli, lo tocca il pallone Miraglia, Miceli lo mette sul secondo palo, Babubakar, la palla è ancora in aria, poi Mustaccia prova il piazzato, è arrivato il muro del San Giorgio che si salva. Cariotto, lancio per serio di testa, cade male, ponte falloso di Miraglia proprio sotto la panchina del San Giorgio. Altro cartellino, quarto della gara, stavolta per il San Vito, 2 a testa i cartellini gialli. C'è va a sparare per essere C'è va a sparare per fare il ciuffo.
inizia a suonare il tamburino di San Giorgio. Punizione per San Giorgio sul punto di battuta Cuccia. Adesso sale anche Rubini in aria. 37 adesso il cronometro. Cuccia in mezzo, la palla arriva al centro dell'aria, l'ha messa fuori Babu Bakar e poi Miraglia completa i disimpegni. Serio. Cuccia. Dentro, palla interessante per Cariotto che è sbucato. La posizione è regolare, ma Vignone fa prima di lui. Avignone lungo, Romito non controlla, rimessa San Giorgio, adesso sta gestendo il pallino. Serio, bel movimento a liberarsi. Rimane sempre il San Giorgio. Cerca troppo magari la profondità. Cariotto, gamba tesi, Babu Bakar si è fatto male il numero 9 e anche il numero 6. Altro fallo. Un po' di nervosismo, l'arbitro sempre a placare. Serio sul pallone insieme a Cuccia. 7 alla fine più recupero. 0-0 fra San Giorgio e San Vito al comunale. Serio prova addirittura gli attenti in porta. Deve essere la barriera, la palla si impenna. Poi Bonaventura svirgolando riesce comunque a liberare. Tarantino. Spina di testa, palla dentro per Serio che c'è acuto. Serio! Arriva dal nulla Gioacchino Serio e batta Vignone su una palla che sembrava persa, morta. Arriva sempre il numero 10 che esulta con la panchina e il San Giorgio sblocca una partita complicatissima in questi primi 39, ma va in vantaggio a San Vito con Gioacchino Serio. Su una spizzata intelligente, furba di Lori Spina arriva l'inserimento di Gioacchino Serio che giocherebbe a sinistra, ma per lui non c'è il ruolo e arriva su questo pallone e poi batta viene in uscita. Arberesci in vantaggio. Allo scoccare del 40esimo. Un gol che può pesare perché arriva a 5 dalla fine del primo tempo che il San Vito stava gestendo discretamente bene, ma il San Giorgio è così, sa colpire quando meno te l'aspetti ed eccolo qui 1-0. Romito, poi Cuccia, sempre presente Cuccia, non ha sbagliato neanche un intervento. Anche se non c'erano state grandi occasioni né per l'una né per l'altra squadra, se non una palla pericolosa messa in mezzo da Ciancimino. Rosone manda il pallone in verticale, occhio al vento, Rubino gestisce bene. Rosone non molla nel duello con Peppe Duro, occhio al pallone per Bonaventura che non ha controllato bene. Immesi libera ma diventa un assist per Serio che ha una prateria per andare, raggiunto da Miraglia. Serio rientra, Miraglia però uncina il pallone e lo rispedisce in avanti da Di Giorgio. Aggressiva presso di Ciancimino,
Non molla Babubakar, che fa uscire questo pallone con saggezza. Miceli. Ramaglio. Arriva lui a supporto per spingere. Rosone, finta su Giovenco, destro sinistro elegante. Poi ripiegamento decisivo di Spina che è allontanata. Voleva la palla in verticale Carioto, ma ci stava a liberare in questa situazione. Sali un po', Loris! Babubakar. Viscuso, ha un po' di campo il numero 5. Lancio lungo a cercare Ramaglio, gliel'ha tolta il suo compagno di fascia, Rosone. L'ha rimessa e regalata al San Giorgio. Deve essere più compatto, non solo tatticamente ma anche mentalmente. Dopo il vantaggio siglato da Jack Serio. Rimessa lunga di Giovenco. Babubakar disturbato da Serio. Rimane in piedi il numero 6 che allontana. Rubino, manca l'intervento. Tarantino poi di testa. Ciancimino apre sui Mesi. Va all'indietro. Rubino. Rinuncia ad andare in verticale, poi si appoggia sul duro. Cuccia. Largo Ciancimino, servito il numero 11. Serio. Sta arrivando in Mesi, la palla è per lui, interessante, ripiegamento decisivo di Romito. Rimane lì il San Giorgio con la rimessa. 1,5 più il recupero alla fine del primo tempo. Vado sul secondo palo a cercare Spina che non può arrivare. Avignone prolunga Ramaglio. Rosone non riesce a trovare un compagno. Ciancimino poi esagera per commettere fallo. E il Semito ha bisogno di uno spunto prima della fine del primo tempo. Svantaggio sigato Serio. In Mesi, occhio a questo pallone pericoloso, non lo controlla Miceli. Spina lo manda al bar, pallone in verticale a cercare Duro, copertura di Ramaglio. Giovenco lo rispedisce in avanti, ottima palla per Duro che ci crede contro Viscuso che per uscita. Duro non molla, ma Viscuso vince questo duello e guadagna rimessa al fondo. C'è intensità anche per l'ultimo minuto. Bonaventura, la palla gli arriva su una spizzata involontaria. C'era fallo sul numero 9. Fallo di Cuccia. Siamo 20 secondi oltre il 45. Palla sbagliata per Ramaglio, troppo corta per Rosone. Si San Vito ha perso le energie. Vorrebbe la fine del primo tempo per recuperarle. Giovenco vuole sempre un movimento avanti e va lungo da Carioto. Partita molto simile a quella contro Empedoclina per Carioto, personalmente molto sacrificio, si muove sempre bene, poche occasioni per ora, anzi nessuna per lui. Arriva il fischio dell'arbitro, finisce il primo tempo, San Giorgio avanti 1-0, all'improvviso è arrivato al 40esimo il gol di Giacchino Serio che al momento tiene in vantaggio i suoi. Torniamo tra poco per il secondo tempo.
i primi 25-30 minuti è stata una partita equilibrata, loro venivano a prenderci alti e per i primi 25 minuti, come ho detto, la partita è stata abbastanza equilibrata. Poi loro hanno avuto un'occasione su una ripartenza e là ci siamo svegliati un po'. E abbiamo chiuso il primo tempo in crescendo, poi il secondo tempo e siamo andati in vantaggio, poi il secondo tempo la squadra ha alzato il ritmo, ha alzato il livello delle prestazioni, siamo andati a prendere altissimi, poi abbiamo incominciato a giocare la palla, quindi ho un gruppo di ottimi ragazzi, un gruppo di grandi giocatori che stanno lavorando bene, gli piace lavorare, è un gruppo che gli piace fare sacrifici, quindi pensiamo partita dopo partita. Fare bene in Coppa è importante anche per loro, così almeno si sono messi in evidenza. Già da domenica dobbiamo incominciare a pensare al campionato, perché per noi l'obiettivo principale è il campionato, l'obiettivo principale è la salvezza. Domenica abbiamo una partita importante con l'Accademia Trapani in casa e ci dobbiamo fare trovare pronti. Io i ragazzi li valuto tutti allo stesso modo, io gli dico sempre che chi merita gioca, chi merita lavora bene durante la settimana gioca. Per questa partita ho fatto 4-5 rotazioni, i ragazzi hanno risposto bene, chi ha giocato ha fatto benissimo, chi è entrato dalla panchina si è fatto trovare pronto, quindi per un allenatore vedere queste cose è una cosa bella, una cosa importante, perché vuol dire che tutti si sentono parte integrante del gruppo, tutti lavorano al massimo, tutti si vogliono fare sentire pronto, e quindi per noi allenatori che abbiamo l'imbarazzo della scelta e sappiamo che abbiamo un gruppo sano è la cosa più bella. Noi cercavamo degli under, perché poi succederà anche durante il campionato che se c'è da giocare con 4, 5 under, 6 under, io ci gioco, non è un problema. Con me chi è bravo e merita di giocare gioca, cioè non è questione di anni, di età. 3 anni fa ho fatto anche i playoff con la Nissa e avevo 6 under in campo, quindi per me chi è bravo, chi merita gioca, e abbiamo trovato veramente nella batteria degli under dei ragazzi interessanti, dei profili interessanti. Oggi avete visto Suarez, Diallo là davanti, ma tutti gli under che abbiamo in rosa sono tutti buoni, lo stesso Russo oggi ha fatto bene, Mazzola che ha giocato sempre, quindi pensiamo partita dopo partita. I grandi sono tutti leader positivi, sono tutti leader propositivi. Posso dire che insieme al mio staff, che è di ottimo livello, abbiamo costruito un bello spogliatoio. E poi anche un ringraziamento alla società che non ci fa mancare nulla, si mette sempre a disposizione, e alla città di Castelbuono, una città di Castelbuono che ci ha accolto bene fin dal primo giorno, non solo ora che le cose vanno bene, quindi il merito è di tutti, il merito è della società, dei dirigenti, e continuiamo così. E oggi sono contento per questi 2 gol, ma soprattutto per la vittoria, perché oggi vincere, diciamo, la partita d'andata era fondamentale, perché è un obiettivo che ci poniamo dall'inizio dell'anno. Per noi è importante sia la Coppa Italia che il campionato allo stesso modo, quindi siamo contentissimi per questo. Non mi aspettavo completamente di trovare questa realtà a Castelbuono, perché diciamo che sono arrivato con una squadra neopromossa e ci stiamo ritrovando a fare risultati importantissimi. Ho trovato un gruppo fantastico di ragazzi che veramente non mi aspettavo completamente. È difficile in un mese legare così tanto in un gruppo, non mi era mai capitato, lo dico sinceramente, ma quest'anno mi sto trovando veramente bene. Ogni anno non mi pongo nessun obiettivo, mi pongo solamente di fare bene, e poi quello che viene mi prende. Dopo che noi abbiamo sbagliato con la ripartenza con Sferruzza quel gol, un po', diciamo, la partita è girata, abbiamo preso l'1-0 e dopo nel secondo tempo l'espulsione ovviamente ci condiziona. Di contro si sono incontrate 2 squadre, una squadra molto in salute che è il Castelbuono, mentre noi in questo momento stiamo facendo un po' fatica, e quindi diciamo, i valori poi emersi sono stati questi, però andiamo avanti e diciamo, in questo momento è importante stare compatti, stare uniti e pensare alla partita di sabato per cercare di fare il meglio contro l'Athletic Club. Non è un problema di salvezza piuttosto che di obiettivo di Coppa. La verità è che le partite vanno giocate tutte al 100%. Noi venivamo da una partita domenica fatta bene, nonostante la sconfitta. Abbiamo cercato di trovare stimoli in questa partita, cercando di fare qualche cambio, cercando di risparmiare qualcuno. Le cose non sono andate bene, affronteremo la prossima partita con uno spirito migliore, cercheremo di affrontarla con uno spirito migliore e poi vedremo. Purtroppo il calcio è fatto di partite, passiamo da una buona prestazione a una cattiva prestazione, però c'è soltanto da lavorare, da tirarci fuori da una crisi di risultati, perché ripeto, come dici tu, il 3-0 un po' troppo rotondo e la prestazione soprattutto nei primi 40 minuti, diciamo, è stata soddisfacente. Ecco. In questo momento dobbiamo lavorare di più, cercare di fare meglio, cercare di trovare dentro di noi le energie per uscire da questo momento, e basta, diciamo, fa parte del calcio. Il calcio è bello perché
ti dà sempre la controprova subito dopo. Quindi sabato abbiamo un'altra partita, la andiamo a affrontare, continueremo ad andare partita per partita cercando di migliorare e di uscire da una situazione un po' particolare che secondo me è anche un po' immeritata, però contano i risultati nel calcio, non ci possono essere altre alternative. Ecco. Essendo dilettanti la Coppa è un po' un problema, diciamo, durante la settimana. Oggi c'è la gente che ha lasciato il lavoro per venire a fare la partita, noi non siamo dei professionisti, ma ripeto, tra l'altro spezzano le settimane, tra l'altro questa è una settimana corta perché giochiamo di sabato, quindi è ulteriormente corta e quindi vabbè, però ripeto, il calendario è questo, dico, dobbiamo lavorare anche col calendario e con massima serenità già da domani analizzeremo la partita e penseremo alla prossima. La Coppa, come in campionato, comunque affrontiamo tutte le partite cercando di vincerle. Purtroppo oggi il risultato non è stato dalla nostra. Questo 3-0 penso che sia un po', diciamo, eccessivo. Diciamo che se al primo tempo riusciamo a mettere la palla dentro, che abbiamo avuto qualche opportunità, la partita penso che cambi, ma così come il calcio è questo, diciamo, gli episodi cambiano notevolmente le partite. Poi secondo tempo eravamo entrati bene, anche i cambi stessi, diciamo, avevano fatto il loro all'inizio. Poi l'espulsione, diciamo, che ci ha tagliato un po' le gambe, loro comunque è una buona squadra, devo dire, giocano bene la palla, poi superiorità numerica, diciamo che hanno prevalso e quindi il risultato poi è stato dalla loro. Io sono entrato dalla panchina, ma stavamo sull'1-0, quindi il risultato era ancora in bilico. Purtroppo gli episodi, come ho detto prima, hanno cambiato anche la partita, come l'espulsione d'altronde. Però va bene così, ci riproveremo al ritorno, proveremo magari a recuperarlo, anche se non è facile, ma sono sicuro che faremo del nostro meglio. Ora intanto pensiamo a sabato, che abbiamo una partita fondamentale. Probabilmente il gol preso a freddo ci ha un attimino bloccato, non siamo stati lucidi nella primi 20 minuti di partita e la qualità offensiva del San Vito ci ha sicuramente messo in difficoltà. Poi sono curioso di rivedere il secondo gol perché era al limite, i ragazzi sostengono che fosse fuori gioco, però chiaramente è da rivedere questa situazione. Mi è piaciuta poi la reazione dei ragazzi che nonostante il doppio svantaggio poi sono riusciti a riaprire la partita e anche in inferiorità numerica, l'ultima mezz'ora praticamente abbiamo giocato con uno in meno, ci abbiamo provato fino alla fine, quindi ripartiamo da questo secondo tempo di carattere dei ragazzi e noi siamo all'inizio, dobbiamo ancora crescere, abbiamo tanti ragazzi giovani, oggi avevamo di fronte una squadra attrezzata, importante, peccato, però ripartiamo da questo secondo tempo che secondo me ci ha dato un buon segnale. Ecco. Sì, erano un po' bloccati, un po' impauriti dal primo tempo forte del San Vito, devo dire. Io ho detto ai ragazzi semplicemente che sarebbe bastato un episodio per capovolgere la partita. Fortunatamente è andata così, siamo riusciti a trovare il gol e poi da lì in poi i ragazzi ce l'hanno messa tutta. Purtroppo non siamo riusciti a spuntarla, però peccato perché poi alla fine i ragazzi per lo sforzo potevano anche conquistare questo punto e sarebbe stato importante, però ripartiamo, ripeto, da questo atteggiamento del secondo tempo mi è piaciuto molto. Giorgio non lo scopro sicuramente io, è un elemento importante per la categoria, per cui ci aspettiamo che faccia quello che sta facendo, cioè i gol, ma anche tutti i ragazzi, tutti gli altri cresceranno e sono sicuro che ci toglieremo belle soddisfazioni. Mi aspetto un'altra partita difficile, questo è un campionato veramente impegnativo, partite semplici non ce ne saranno, ogni gara avrà la sua storia, per cui da martedì cominceremo a pensare anche al prossimo avversario, intanto cerchiamo di rifarci dalla delusione della sconfitta stasera.
Squadre in campo, pronti per ripartire. Per il secondo tempo fra San Vito Lo Capo e San Giorgio Piana, avanti il San Giorgio 1-0. La sbloccata il 10, c'è Giacchino Serio. Un'azione improvvisa perché la prima vera occasione, prima e unica occasione secondo me del primo tempo avuta dal San Giorgio, la spizzata di Spina, mentre entra Milagro con le 17. Adesso passa a 3 al centrocampo il San Vito. È uscito Miceli, che era molto nervoso nel primo tempo, quindi entra Milagro al posto di Miceli con la 8. Primo cambio della partita, ad opera dei padroni di casa che vogliono cambiare qualcosa. Rischiamo, raga! Cos'è facile? In questo secondo tempo il Cacizio lo darà il San Giorgio per il secondo tempo, grazie al gol di Giacchino Serio al 40esimo, in vantaggio. Si riparte. Riattaccano anche gli ultra. Pallone in verticale per Duro. Mi scuso, chiude subito in verticale la squadra di Chinnici, che deve completare per ora una partita complicata che ci sono stati sicuramente delle difficoltà. Tanti ammoniti, 4 ammoniti, 2 per parte. Il San Vito in qualche modo anche sulle panettine, soprattutto le panettine ha messo in difficoltà il San Giorgio, senza però avere grosse occasioni. Con le mani Giovenco direttamente in area di rigore. Abubakar, forse c'è un tocco di mano, poi arriva Cariolo, anzi arriva Ciancimino che calcia fortissimo, ma che parata ha fatto Avignone che salva il San Vito. Gran parata di Avignone, anzi su Carioto. Dai Davide che arriva, Davide! Che non è la stessa zona di campo, ma Avignone ha fatto una parata pazzesca e salva il San Vito. Pronti, partenza via. E il San Giorgio sta raddoppiando in mezzo alla Bania, pallonina di rigore. Avignone ha messo fuori ancora lui con i pugni. In mezzo insiste il San Giorgio, cross con l'esterno, allontana Viscuso. Tarantino. Contro il Romito, raggiunto in mezzo dalla deve arretrare il capitano dei San Vitesi. Romito. Dribbling su Duro, sul vantaggio, poi Rosone che gioca un po' più in mezzo adesso. Apertura per Miraglia che mette il cross di prima, debole, facilmente controllato da Duro. Bravo Rosone che vince questo duello con l'altro numero 10 6. Mustaccia. Di Giorgio, pallone poi allargato per Romito e mette il cross di destro in mezzo. Arriva Bonaventura, controllato benissimo Rubino, ma palla interessante. Questo è il Romito e il San Vito con coraggio si sporge in area del San Giorgio. Avignone con rinvio. Spina di testa, Carioto. Contro 2 non c'è fallo. Abubakar. Questo c'è il Cimino, Abubakar atterrato, munizione. Finta di Viscuso che perde l'attimo e poi va col lancio lungo. Cuccia, gran prestazione al primo tempo di Cuccia. Tarantino mette fuori, sempre un po' in difficoltà il capitano oggi per l'assenza di Fabio Gaglio che è in panchina. Giovenco, bello l'anticipo, poi Duro mette fuori, la esce, quindi ancora rimessa per il San Vito. Duro, la porta sull'esterno senza riuscire a rimandarli avanti, quindi il San Vito rimane lì con un'altra rimessa. Bonaventura di testa l'ha presa, poi Rosone con una rovesciata pazzesca. Belmonte riesce a bloccarli in 2 tempi.
L'arbitro ha comandato calcio angolo, Belmonte non è d'accordo. Romito vuole il pallone, lo ottiene adesso. Ma che coordinazione di Rosone, che è andato a un passo da un super gol. Sobrò Belmonte, che poi non è riuscito a tenerla e deve regalare calcio d'angolo. Minagro alla bandierina col mancino a uscire per Baboubacar, la Palerin, Rosone palleggia, poi calcia, c'era un fallo in attacco. Rinvio Belmonte. Duro di testa. Poi Viscuso, palla lunga, diventa un lancio per Romito in Messi. Gran protezione nei confronti di Belmonte. Bravissimi Messi, perché è una palla scomoda da gestire. Salta, ma la prende Ramaglio in Messi, in verticale. Baboubacar, così poi serio, manda in porti prima Cariotto, è uscito Malavignone, Cariotto lo scavalca, la palla è lì, Cariotto la deve mettere giù, non riesce a controllarla bene. Ottima occasione per il numero 9, complice anche un po' il vento. Belmonte disturbato, ma arriva in presa alta. Arriva! Poi il gioco di Cariotto che non tocca il pallone, se ne disinteressa. Poi Avignone, Ramaglio, anticipo di Giovenco che stoppa con la coscia, poi la porta avanti ancora, la fisicità di Giovenco che si apre il campo, allarga altra parte dove c'è Cariotto che contrimbalzi, Cariotto col mancino manda fuori. Altra occasione per Davide Cariotto. Gran palla di Giovenco. 850 minchiate, sei numero 1, sei. Ci sta mettendo. Non era facile da lì trovare la porta. Dai. 7 del secondo tempo, 1-0 per il San Giorgio che va in porta. Gran copertura di Mustaccia che ha da fare copertura qui, il difensore. Giovenco con la rimessa lunga con le mani, va lungo in aria a cercare una spizzata, trova la testa di Bonaventura, la palla è buona. Rosone, Rubino, Tarantino, lancio per Serio, trattenuto, Serio, ma attenzione all'arbitro, non c'è fallo. Bravo Jack! Cuccia, il disturbo sul Minagro. Bravo Peppino! Tarantino, disturbato da 2, Cariotto, poi Cuccia, modera il pallone. Si torna il di Baboubacar, rischioso. Rosone, rimessa per il San Vito. Scorsi 8 del secondo tempo, il San Giorgio è sempre in vantaggio per 1-0 con la firma di Gioacchino Serio. Vediamo Romito! Dai Peppe! Romito tra le linee, grande per l'altra parte, Giovenco con la spalla, molto bravo Giovenco, è stato molto attento anche al vento che poteva implicare la traiettoria di questo pallone. Comunque c'era fuori gioco.
Rubino, Cariotto, duello aereo, riesce a controllare questo pallone di Giorgio, poi Minagro, bello lo scambio, 17 va il cross in mezzo, Tarantino libera da rigore. Ospina che ha seguito l'assist, anche se tra virgolette involontario per Serio. Cuccia senza fallo, Ciancimino, gran cambio di lato, dove c'è sempre presente Jack Serio. Sterza su Miraglia, cerca e trova Cariotto, anticipo di Pablo Bacar, è spazzato via. In Messi, Tarantino per tirare troppo fretta qui per seguire Cariotto. Questa premura! Peppe, ce l'hai sempre dietro, Peppe! Avignone di testa Serio, Ciancimino, fuori gioco Cariotto, allora di nuovo Serio, Cariotto fa la debole, intercettata Mustaccia, numero di Mustaccia che fa fuori Serio, apre su Miraglia, campo di campo, spinge il numero 2 che si appoggia sul Romito, subito aggredito dai Messi, tacco di Romito interessante, Ciancimino in ripiegamento. Poi bello scambio per l'uscita San Giorgio che può andare in ripartenza con la palla Ciancimino dentro per Serio, la posizione regolare, Serio in area, al centro per Cariotto! Fuori gioco, aveva raddoppiato il San Giorgio, ma fuori gioco forse di Serio, anzi senza forse. Zambito su Serio, il Zambito non vuole aspettare e attacca. Minagro. Palla in mezzo, Giovenco a vuoto, ma Rosone in ritardo, rimessa al fondo, non calcio d'angolo. Dai Jack, dai che arriva, dai! Buona Roby! Tarantino, lancio centrale, Boubacar di testa aspetta, stavolta Cuccia non arriva, Rubino si alza troppo il gomito su Bonaventura e punizione per il Zambito da un'ottima zona lì. Però Guido Bonaventura che è andato in anticipo sul Rubino e ha fatto valere l'esperienza qui. Gioca! Ammonizione! Punizione per i trapanesi. Minagro sul pallone. O Romito. Palla ferma, arbitro! Entrambi mancini. Vediamo se Minagro va in porta perché prende una rincorsa attenta. In effetti si potrebbe andare in porta, la distanza non è molta. Occhio, Peppe! Guarda il Romito! Minagro dentro! Romito! La palla Venosi in mezzo, ma non troppo. Se ne impensierisce Belmonte che blocca facile. Rinvio di Cristian Giovenco. Mustaccia da mezza punta a mediano quasi, sta giocando molto bene. Sbagliata questa palla per Rosone.
C'è un cambio, il secondo per il San Vito, esce Miraglia e dentro Cosimo Cardella con il numero 14, che sarebbe un attaccante esterno. Si piazza quasi a mezzala, quindi adesso mi sa che passa a 3. Se passa forse Romito come terzino, perché è molto basso. Comunque si sono invertiti. Il 7 e il 14 ne è entrato Cosimo Cardella al posto di Miraglia, che ha una partita. Adesso mette sicuramente un giocatore più offensivo. Si gioca alto a destra. Di Giorgio, Bonaventura, stavolta ha vinto il duello Rubino, poi Cuccia con personalità. Alessandro Cuccia porta a casa un calcio di punizione. Giacchi, saliamo su baricentro, Jack. Troppo schiacciati siamo, oh. Si mantiene una difesa a 4, mister Comito con Romito che quasi a terzino, cioè super offensivo, l'altro un mancino, poi Minagro adesso non più mezzala ma trequartista, Cardella come esterno destro, quindi 4 punte. Bonaventura, Rosone fa sedere Rubino, poi finisce a terra, punizione. Qui intanto c'è un giocatore seguito a terra per uno scontro con Spina. O anche Spina. Sicuramente che stavolta per il San Vito si era fatto male anche Spina nel primo tempo, che nel frattempo è lì a sincerarsi le condizioni dell'avversario, ma si tocca la testa. Gioco che riprende con la punizione per il San Vito. Sempre Minagro sul pallone. 7 maglie in aria. Dai dietro Peppe! Ma c'è ancora fuori al campo un giocatore che non riesco a capire che da qui. Dietro Ale! Questo è proprio Romito. Minagro in mezzo! Belmonte, prima di Bonaventura, poi si accartoccia. Rinvio di Belmonte, Cariotto, poi Giovenco arriva da dietro, alza il campanile, Babubacar, serio, salta anche lui, poi scarico di Mustaccia. Avignone rischia con questo rinvio basso, raccoglie Spina che è a campo, va l'1 contro 1 Spina, prova a prendere il fondo, via Spina, fallaccio di Ramaglio, cartellino giallo, completamente a vuoto il numero 3, brutto fallo su Spina, giallo netto. Spina che già era dolorante nel primo tempo. Ci va subito, ci deve andare subito. Punizione
per il San Giorgio, Immesi o Serio a metterlo in mezzo. Anche se uno come Immesi da lì potrebbe anche andare in porta. Proprio sotto i loro tifosi. Sempre qualche scaramuccia in aria. L'arbitro è sempre lì e si aspetta il fischio per battere. Eccolo. Immesi corto, uno schema per Cariota, ha capito tutto Romito che ferma l'azione. Rosone allarga su Romito, nel frattempo ha proseguito la corsa a sinistra. Va bene, Peppe, dai, dai. C'è un cambio per il San Giorgio, entra Montoro. Vediamo chi lascia il posto. Io lascia Duro. Buon primo tempo, poi si è spento un po' nel secondo. Ed entra una mezzala diretta come Alberto Montoro. Rinvio di Giovenco. Di testa Ramaglio, che adesso si è aggiunto al conto degli ammoniti. Pintamento la gara. Ragazzi su Spina. Montoro di testa, non c'è nessuno sulle spalle. Ed era Vignone. È tornato anche un po' più di sole. Fa sempre il sole e non voglio. Gran palla per Rosone in area di rigore, cade poi da solo dopo aver stoppato il pallone, ma la palla è finita direttamente nell'area del San Giorgio. Buonaventura, solito gran lavoro di Ciancimino. Montoro, Carioto ingabbiato, prova a girarsi, arriva Ciancimino a supporto. Cardella, gran lavoro, poi Carioto non molla, resiste, ignora Serio, lo serve corto. Serio al limite ancora, non c'è quello sul 10, lo voleva per stare. Immesi, Serio, 1 contro 1. La palla in campo, poi Romito l'ha dovuto fermare le cattive, ma la palla è già uscita lateralmente. Dietro! Cardella, bello stop, Immesi poi anche in acrobazia, rischiando di fare male a Buonaventura, ma efficace. Serio, dentro per Montoro, a campo il 16, punta Babu Bakar, sfila a sinistra Montoro che prende il fondo, va al traversone basso, Mustaccia, da chiudere. Non molla Montoro in pressione. Buona Peppe! Ciancimino la mette giù, addormenta sul piede Ciancimino, poi da terra cattonando, non c'è fallo, fa giocare l'arbitro. Rosone aperto a sinistra, saltato Giovenco poi di Giorgio contro 2, non può passare e viene chiuso puntualmente in fallo laterale. Efficace qui il Puccia Rubino. Rossi in aria, pericoloso, a voto Belmonte, Cardella, porta vuota, Tarantino col fianco murato, si è salvato il San Giorgio su un cross velenoso, è arrivato Rosone, ha salvato col fianco Tarantino. Il San Vito prova
a pareggiarla. Rosone, poi cross di Ramaio che arriva in corsa, batte e ribatte, alla fine Giovenco mette gambe ed esce. Ancora Giovenco se la allunga, grande spunto di Giovenco, è scattato Carioto, lancia per lui contro Babubacar, è uscito Avignone che mette fuori, la porta è vuota, Serio col sinistro, Serio con le mani scuso, calcio di rigore e cartellino rosso come un portiere discuso che si prende il cartellino rosso. Serio aveva trovato la porta anche col mancino, discuso ha fatto il portiere. Espulsione Barbone senza esitazione, cartellino rosso e Torbi scusa, anzi Romito Romito, non vi scuso, non c'è nulla di cui protestare. Romito, non vi scuso. Però bella parata. Ha dovuto letteralmente parare la conclusione di Serio. Quindi San Vito in 10 nel momento in cui ci stava provando, in cui ha avuto forse l'occasione più importante della partita, arriva la batosta su un errore di Avignone in uscita, mani di Romito che fa il portiere, evita il 2-0, ma c'è il penalty per il San Giorgio. Contro il Carenze è andato Serio dal dischetto, mentre si deve aspettare l'uscita dal campo di Capitan Romito che nel frattempo ha lasciato la fascia. Contro il Carenze al dischetto è andato Gioacchino Serio, adesso Serio lascia la battuta a Carioto per il quinto gol stagionale e per andare sullo 0-2. Romito nel frattempo lascia il campo. Carioto contro Avignone. Carioto centrale sotto i suoi tifosi. Quinto gol per Davide Carioto che continua a governare anche la testa e la classifica. Cannonieri segna ancora, timbra il cartellino anche in questa terza giornata. Raddoppio il San Giorgio, 2-0, non sbaglia dal dischetto Davide Carioto. Manfree, leva la palla. Calcio centrale. 0-2 per il San Giorgio. Bravo Jack! Adesso le cose si complicano per il San Vito. Non solo perché è di 2 gol sotto, ma adesso c'è anche l'infinito numerica. Adesso si è abbassato di Giorgio come terzino destro e Cardellaio da mezzala. Certo che Copita ha dovuto anche adattare i suoi adesso. Genova fa una sia abbastanza offensiva con Romito terzino, che poi si è stato costretto a parare la conclusione di Serio che è andato vicino all'Eurogol. Ma comunque l'obiettivo è lo stesso, andare sul 2-0, lo ha compiuto Carioto trasformando dal dischetto. Punizione per il San Vito che con il cuore non molla. Cardella in mezzo e poi Belmonte la blocca. Belmonte. Tarantino di testa all'indietro a Belmonte. Cuccia palleggia, Cuccia danza in mezzo al campo il numero 6 Serio, finta sul Minagro, salta uno per assaltare anche il secondo.
ancora numero di Serio, poi contenuto. Cardella, scappa via. Senza falli, raga, senza fallo, aspettiamo. Oh. Rosone, Giovenco anche da terra, poi Rosone cerca un tunnel di troppo. Viscuso, Mustaccia per Minagro che si è aperto bene tra le linee, avanza il 17, apre a destra dove arriva Di Giorgio. Serio, destro-sinistro con eleganza Jack Serio. Montoro, chiuso, tocco però del 16. Forza, raga! Sali, Monti! Minagro, alza la testa, gran palla dentro per Rossone. Giovenco ha recuperato ancora la posizione. C'era un altro fuorigioco. 76esimo. Saliamo un po', molto! Adesso è 2-0 per il San Giorgio. I soliti due, Serio e Cariotto. Qui il rinvio è corto, complice anche il vento, che adesso soffia dall'altra parte. Cardella, Spina, cade a terra, ennesimo fallo su Spina. Punizione. Buono Peppino, ragiona, metti giù. Pronto Gallo. Io mi più discussi con la prestazione contro Empedoclina. Non aveva brillato ed era stato sostituito a fine primo tempo con Montore, però era stato il cambio vincente di Centrocampo che aveva fatto vincere la partita. Mentre c'è a terra Ciancimino, c'è Pronto Gallo, solo che Gallo è un esterno. Infatti Ciancimino non abbandona il campo, lo abbandona forse Spina, vediamo, no. Spina non può uscire, Spina non può uscire. Giusto. No, Pronto Gallo, allora a questo punto uscirà Ciancimino. E a questo punto penso che tornerà al 4-2-3-1 mister Chinnice, soprattutto approfittando della superiorità numerica. Infatti sì. Spina va a sinistra e Gallo giocherà a destra, esce Ciancimino. Tieni la linea su, Iva! Quindi Gabri! adesso torna il Gabri! quartetto offensivo tattico, diciamo classico, Teniamola su sta di linea, mister raga. Chinnici, come serio trequartista, anche se più basso, quasi a mezz'aria. Ancora Serio, Cuccia, troppa fretta qui su questo pallone. Viscuso si è addormentato, si è svegliato Gallo. Viscuso poi disimpegna. Si è messo in attacco per San Giorgio. Riceve Gallo, tocca il suo primo pallone. Cuccia. Poi intervento di Rubino che ha fatto una gran partita ancora. Rubino, doppio intervento, non gli riesce il triplo. Poi grande apertura di Mustaccia per Minagro, che un po' di campo lo raggiunge Spina, che offre il sacrificio anche in fase iniziale. Minagro tiene il pallone incollato al piede, di tacco, tocco di Serio rimesso. Mustaccia controlla, cross sul secondo palo, Rubino forse un mani di Bonaventura. Gran partita di Rubino, che mi ha fatto completamente sentire oggi l'assenza di Fabio Gaglio. Altro cambio per il San Vito nel frattempo. Buona Loris, dai che ora arriva, no? Pronto ad entrare il numero 13 Simone Di Benedetto. Dai che ora arriva la tua fallo. Doppio cambio, quindi sia Di Benedetto sia Gammicchia. Escono Viscuso e Bonaventura. Discreta la partita, la prova del numero 9. Quindi un cambio avanti e uno dietro, che
toglie il suo numero 9, Mister Comito. Quindi adesso Di Benedetto affianca Baboubacar dietro e la punta la fa Gammicchia. Giovenco, via Giovenco, ancora Giovenco, ne salta un altro, poi frena. Cuccia, ottimo camminato, poi Minagro si è opposto. Serio, sbaglia Mustaccia che no, perde il pallone, molto bravo. Mustaccia, molto meglio da centrocampista, la sua prova, ha preso tutto il Rubino. Rosone lo salta il numero 10 che lo va a sfidare in 1 contro 1, adesso c'è il raddoppio, Rosone con destro-sinistro, Cardella, pressing di Mondolo, Cardella non molla, non è punizione. Rosone battuta rapidamente la punizione in maniera regolare, si è liberato il Rosone che mette il cross, interessante ma Gammicchia non è posizionato bene. Uno dei migliori del San Vito Rosone, che ha avuto anche un'occasione importante in rovesciata. 81esimo, 9 alla fine più il recupero, San Giorgio avanti 0-2 a San Vito, vantaggio di serie al primo tempo, raddoppio di Davide Cariotto su penalty. Giovenco la chiama Spina, Giovenco lo ignora, evita Mustaccia, si apre il campo, S 4 contro 4, Cariotto lascia sfilare perché si aspettava Spina. La di Giorgio, brecca l'azione, Minagro dentro, Cuccia tocca, arriva di Giorgio che la vuole tenere, tiene via questo pallone numero 4 che va al traversone, lo finta. Minagro per Mustaccia, controllo pressato da Rubino che interfondo con il petto, ora c'è il campo per Gallo che prova a far valere le energie perché è entrato in campo Apo che è fresco, dentro per Cariotto, posizione regolare, Cariotto, anzi no, era fuori gioco, era stato comunque bravo Baboubacar a rimontare. Messi, regolare intervento su Gammicchia. Tarantino con lancio lungo, Baboubacar corre. Giochiamo a calcio, raga, dai! Siamo di più, raga! Minagro. Cardella adesso si è spostato a sinistra. Rosone dentro, Giovenco in copertura. Poi Cardella rimane lì, recupera il pallone, non molla Cardella che prova a calciare, fuori. Dai, dai, siamo di più! Destro debole. Protesta Tarantino che è ammonito. Tarantino! Deve cadere in tentazione, come si suol dire. Si scalda Saiyan nel frattempo. Stanno usando i nostri. Calma, Ivan! Allora è pronto Zummo, se non vedo male. Molto duttile come giocatore Zummo. Monto ha razzato la gamba da Baboubacar, infatti c'è punizione per gioco pericoloso. Tarantino, Spina, intervento di Giorgio, non anticipa. Gammicchia è passato bene anche con un po' di fortuna. Vai Gallo! Baboubacar corre. Cardella,
Mette il cross interessante per Gammicchia, non male. Vola Belmonte a prendere questo pallone. Sempre una sicurezza Belmonte. 2005. Per i prospetti più importanti. Minagro. Vateto Rosone, Minagro ha ignorato. Cardella. Ancora il 17, vuole calciare addirittura palla che si impegna. Rosone! Tutto buono, 2-1, la riapre il San Vito, anche in 10 su una palla che si è impennata ed è diventata buona per il numero 10 che di testa la mette in porta. La riapre il San Vito con il cuore, anche con l'uomo in meno. 1-2. Sei un coglione, oh! Posizione regolare, protestano quelli del San Vito Piano. È fuori gioco netto quello! Protestano per un offside. E 2-1 adesso, anche con l'uomo in meno, la squadra di Comito dimostra di avere grande cuore di provarci fino all'ultimo. Cuccia. Serio rischia il dribbling tra gli occhi furiosi di Mister Chinnici. Montoro. Gallo controlla, evita l'avversario. Poi ancora Gallo. Le finte di Gallo, gran giocata, sfila a destra, in mezzo Cariotto, Gallo prende il fondo, mette in mezzo, allontanato corre. Montoro, prova il destro deviato, la tiene, la Vignone. Rosone, l'autore del gol dell'1-2, ed è aperto la partita. Gallo. Era forse troppo rilassata la formazione di Chinnici, nonostante un gol forse in dubbio fuori gioco. Lancio per Cariotto, può iniziare con la Cariotto. Avignone, altra gran parata di Avignone che dice no a Cariotto per la doppietta. Di Giorgio furioso perché voleva il fuorigioco, ma Avignone altra paratona su Cariotto. Quella a inizio secondo tempo e questa qui. E Cariotto ha un conto in sospeso nonostante abbia già trasformato il penalty del momentaneo 2-0. Corner di Messi in area di rigore, secondo palo, spina di testa, allontana Cannicchia. ...88, a terra c'è Rubino. Con le mani Giovenco. Montoro contenuto da Mustaccia, palla uscita, rimessa per il San Vito. Che adesso con un uomo in meno sta correndo per un uomo in più. E soprattutto deve rincorrere. Serio. A terra punizione. Terra serio. Diciamo che non ha fretta Gioacchino Serio di rialzarsi, lo fa adesso.
tecnicamente uno alla fine più recupero. Il San Giorgio vuole addormentare la partita. Gallo. Sterzata, poi frena, poi cross sul secondo palo per Carioto, poi Immesi rinuncia a calciare di prima. Lori Spina. Cross in mezzo, sporcato, allora occhio perché c'è possibilità per andare per il San Vito. Bustaccia, vuole invertire interessante per Cardella, che è veloce. Tarantino, senza badare all'estetica. Palla in campo! Minagro. Di Giorgio. Ancora Minagro, si accentra, arriva ai 20 metri, proprio al sinistro Belmonte. Si è centrato bene, poi troppo debole la conclusione. Cinque di recupero, 5 minuti di sofferenza, perché questa può essere, come può essere gioia per il San Giorgio. E intanto sta spingendo paradossalmente, sta giocando meglio in 10 che in 11 il San Vito, specialmente nel secondo tempo. Tarantino, lancio per Spina che sta facendo l'attaccante, che è rimasto largo, e di Benetton indietro. A voto Giovenco, Rubino corona una prestazione spettacolare. Ramaglio, traversone, Tarantino allontana. Carioto indisturbato. Non c'è fallo di Boubacar, corre, gioca il San Vito. Cardella al limite, dentro per Minagro, palla troppo lunga, batterà Cardella, non c'è fallo. 91 Grampi per Spina che ha corso tutta la partita. Spina si rialza e penso lascerà il campo a Zummo che è pronto. Sì. Entra Zummo che va esterno sinistro. Lui è un esterno. Cito Spina che ha dato tutto. Gran partita di Spina. Magari ogni tanto segna meno, crea meno, però qui campo aperto per Zummo, appena entrato, tocca il suo primo pallone, si imbola verso la Zummo, la Prade Mignone, arriva Carioto, destro murato, si salva il San Vito sul fine di partita. Ancora San Giorgio, Gallo sul mancino, bal cross in mezzo, Avignone, poi Carioto, liscia il pallone. Cardella contro Cuccia, Cardella va via contro 3, Cardella fallo, tutto il cuore di Cardella, è allontanato serio che non si becca mai stessa, la becca Cuccia per il fallo. Che finale al Comunale di San Vito Lo Capo. 2 rimasti dei 5 di recupero, siamo al 93. Tutti su per il San Vito, rimane solo al limite Cardella, adesso arriva anche Di Giorgio. Minagro mette il pallone dentro, lungo a cercare Boubacar che la spizza, Belmonte disturbato, la palla è lì, Rosone, fallo in attacco su Belmonte, carica il portiere. Rinvio di Belmonte, di testa Boubacar corre, poi cammicchia prolunga, Rubino monumentale in chiusura. Che partita di Rubino, che ha chiuso l'ennesimo corridoio buono per il San Vito.
sombrero di Di Giorgio che rimane lì, che fa rimanere lì Cariotto. Mustaccia, palleggia, Cuccia, allontana. Poi Minagro sul pressing di Zummo, non molla serio. Minagro scarica. Ultima azione, 40 secondi per il San Vito. Cardella allarga per Di Giorgio, chiuso in Mesi. Palla sempre al San Vito che arretra. Di Benedetto, 30 secondi alla fine. Ultimo forcing, palla dentro. Rubino, poi la prende su Rosone. Pallone alto, dato bene in anticipo, ma non trova la porta. Forse era l'ultima azione per il San Vito questa. Tre palloni. Rinvio di Belmonte, lascia giocare qualche secondo, Belmonte sbaglia il rinvio e la palla va fuori. E allora forse ce n'è un'altra di occasione per il San Vito. Superato il 95esimo. Rubino alza il campanile, Serio deve liberare e ci riesce. Cariotto può andare in porta, l'arbitro Rocchio Camerova fa giocare ancora. Palla dentro per Minagro che protegge sui Mesi, la deve controllare, mettere giù, è il problema di girarsi. Minagro rientra bene sull'esterno, poi Zummo, lascia i pannelli, si spegne sul fondo, fischia l'arbitro. Vince il San Giorgio, esclude il Comune di San Vito, lo fa per 2-1, vittoria di misura. Forse la partita più sofferta alle 3 giocate in questo genere di promozione, ma il San Giorgio continua a punteggio pieno, scappa al San Vito e raggiunge momentaneamente in vetta classifica la Parnoval, ferma anch'essa a 9 punti a punteggio pieno, quindi le uniche 2 squadre giorni a punteggio pieno sono Parnoval e San Giorgio. Decidono le firme di Serie nel primo tempo, di Cariotto nel secondo. Grazie da Fico Aldarella, alla prossima.